Allora, visto che sei qua... Visto che si parlava... Sei qua, sì, ci siamo. Allora uso questo che si sente un po' meglio. Allora, visto che sei qua... vi rubo 2 minuti per parlare. Si sentiva meglio, l'ha fatta apposta. Ero io che volevo che ti spegnesse il microfono. Visto che è San Valentino, mi piacerebbe raccontarvi questa storiella che è accaduta proprio un San Valentino di qualche anno fa, che ci fa capire la differenza tra uomini e donne. Perché insomma San Valentino indubbiamente la differenza si fa vedere, si fa notare tutto l'anno chiaramente, ma la differenza di percezione di quello che accade è a volte nettamente opposta. 2 amiche si incontrano e una dice all'altra: oh, ma com'è andato ieri San Valentino? E guarda, non mi dire niente, era il San Valentino più brutto della mia vita. E perché? Ero tutta invegendata e San Valentino gli ho preparato un tavolo apparecchiato per bene, c'era una rosa, la candela accesa, gli ho preparato lo stocche come piace a lui, lo stocca fisso accomodato che gli piace da morire. Ho detto: è una serata frizzante. L'altro è arrivato, non mi ha neanche rivolto la parola, si è seduto, ha scofanato tutto e è andato di là a vedersi la partita. Io mi sono messa nel letto a piangere, dopo un po' arriva, mi tocca sulla spalla, mi giro, facciamo l'amore 3 minuti. Poi si gira dall'altra parte e russa tutta la notte, un San Valentino terrificante. E a te? Guarda, mi imbarazza persino dirtelo, perché a me San Valentino è andato benissimo. Vabbè dai, siamo amiche, raccontami. Guarda, non mi aspettavo niente di che. Sono arrivata e l'ho trovato sulla porta che mi diceva: andiamo a cena fuori. E ho detto: ma che bello. Abbiamo preso il taxi, siamo andati un po' fuori città. Allora ho preso l'aragosta, ho preso un Dom Perignon del 94, una cena favolosa. Poi, siccome faceva abbastanza caldo, siamo tornati a casa a piedi, chiacchierando. Ma arrivati a casa, apro la porta, c'erano candele da tutte le parti. 1 ora di preliminari. 1 ora di sesso e poi abbiamo chiacchierato come amici per 1 ora, il San Valentino più bello della mia vita. I 2 mariti si incontrano. Oh, com'è andata ieri? Dice: una figata, guarda, sono tornato che ero stanco, c'avevo una fame incredibile, mi ha fatto lo stock che lo fa buono, come lo fa lei non lo fa nessuno. Mi sono guardato la partita, il Genoa ha vinto, me la sono trombata e ho dormito come un bambino, uno spettacolo. E te? Guarda, non mi dire niente, è il San Valentino più brutto della mia vita. Com'è più brutto? Sì, guarda, sono 6 mesi che mi dice di mettere il quadro in sala. Allora ho preso il trapano, faccio per mettere il quadro in sala, buco la canaletta della luce, salta tutto. Ho detto: adesso quella arriva. Allora ho riempito la casa di candele e l'ho aspettata sulla porta. Ho detto: magari. E le ho detto: andiamo a cena fuori? Abbiamo preso il taxi, lei l'ha preso come un invito così galante. Ha preso l'aragosta la signora, ha preso il Dom Perignon, mi ha dato una legnata, che non c'avevo manco i soldi per il taxi, siamo tornati a casa a piedi. Poi quando siamo arrivati a casa, eravamo lì, io ero preoccupato, il buco del trapano, i soldi, la cosa, il casino, le candele, e lei mi guarda e mi dice: è San Valentino. Ci ho messo 1 ora per diventare minimamente pronto. 1 ora. Per arrivare in fondo, una maratona, 1 ora ci ho messo, sudavo. Quando finalmente ho finito, mi ha preso l'insonnia. E lei parlava. È differente. Quello che vediamo noi uomini è diverso da quello che vedono le donne.